Ma un ricordo di un gioco proprio primi anni delle scuole elementari. Si chiamava a mezzo, giochiamo a mezzo. Perché del mezzo? Perché tu stai in mezzo, no? Sei punito e stai in mezzo. C'era un grande cortile corrisponde adesso alla parte che sta davanti all'Istituto d'Arte a Cordenons, c'era questa scuola elementare, la De Amicis, e c'era questo grande cortile e da una parte e dall'altra del cortile c'era una riga di robinie, di cassie, in dialetto locale qua. E il margine oltre questi alberi era lasciato a un gruppo di ragazzi che dovevano attraversare il cortile e andare o dietro a una fila di robinie, di cassie, o dietro all'altra. E in mezzo c'era il punito, che era uno che si sceglieva e che si diceva tu stai sotto. Allora lui o anche in due, si mettevano in mezzo al cortile e si dava inizio al gioco, si dava un via e lì partivano da un bordo del cortile all'altro, si partiva lanciati per attraversare e andare dalla parte di là. Allora chi stava in mezzo doveva riuscire con grande abilità a toccare chi passava. Una volta che toccava, quello che veniva toccato restava in mezzo anche lui, quindi aumentava sempre il gruppo di persone che stavano in mezzo e alla fine restavano pochi soggetti, i più veloci, i più elettrici, e c'era un vincitore, cioè l'ultimo che restava non toccato era il vincitore della giocata, no? E quindi questa cosa si ripeteva durante la ricreazione, quando si arrivava, quando c'erano quei 10 minuti, un quarto d'ora dei ragazzini che arrivavano prima o che si fermavano un po' di più a mezzogiorno o che stavano un po' più fuori a fare ricreazione, ed era un gioco molto di abilità, molto desiderato.